Pochi secondi alla partenza della quarta corsa dall'Arcoveggio di Bologna. Sono in pista cavalli di 4 anni a reclamare per 6.000 euro, sono in 11 alla via. Favorita è Arabica con Marco Stefani in salchi, l'allieva di Massimo Barbini, considerata favorita a quota sotto la pari al totalizzatore, sopra 2,20 la quota fissa sul campo. Per Arabica gli avversari sembrano essere Alvin dei Daltri, Always on My Mind, Alcatraz, gli altri a quote più alte sopra il 10 contro 1. Si va in partenza con l'1 Olo Agiti, François Conigliaro, 2 Alvin dei Daltri, Maurizio Cheli, 3 Adrenaline Go, Vincenzo Ferranti, 4 Arabica, Marco Stefani, 5 Always on My Mind, Daniele Orsini, 6 Alcatraz, Alex Fernandez, 7 Attestato Fari, Andrea Bigliardi, 8 Amber TR, Michela Racca, 9 Arondesi, Antonino Pecoraro, 10 Almaral, Manuel Pistone, 11 Avila dei Greppi, Vincenzo Mango. Parte piano con il 5 Always on My Mind, problemi per Arabica. Si parte con Alvin dei Daltri che scavalca Loa Giti all'esterno, Arabica squalificato. il 3 di Adrenaline Go che cerca e trova posto in seconda posizione alla corda, all'esterno prova a insistere Alcatraz, la quale ha posto per parcheggiare in seconda posizione alla corda avanti ad Adrenaline Go, all'esterno è rimasta Always on My Mind, quarta la corda è a Loa Giti a precedere la risalita esterna da parte di Arondesi, lungo i birilli ancora Attestato Fari, avanti ad Amber TR, chiude alla retroguardia Avila dei Greppi. 14,9 per i primi 200 di Alvin dei Daltri, 29,2 per i 400 del leader che riprende in mano, si fa venire a destra Always on My Mind, seconda la corda è sempre Alcatraz avanti ad Adrenaline Go, Aloha Giti, la pariglia per Arondesi, la terza pariglia esterna è quella di Almaral, a precedere ancora Avila dei Greppi che è andata a fare la quarta pariglia esterna. Passaggio davanti alle tribune con in vantaggio sempre Alvin dei Daltri che passa gli 800 in 1,29. Sul piede dell'1,18,5 il ritmo imposto dal leader Alvin dei Daltri che si trascina sempre Alcatraz, poi all'esterno Always on My Mind, fanno fatica a tenere il contatto Adrenaline Go e Arondesi, si muove in terza ruota per aggirare questi due Almaral, tende ad andare in difficoltà Always on My Mind che non tiene il contatto con Alvin dei Daltri, il quale è sempre in vantaggio con una lunghezza nei confronti di Alcatraz che lo fila da vicino, poi prova a riavvicinarsi sul passo Adrenaline Go, ancora Aloha Giti che guadagna di dentro, sposta all'esterno ora Alcatraz che va all'attacco di Alvin dei Daltri, Alvin dei Daltri in vantaggio, insiste all'esterno Alcatraz che copre l'avversario, si appoggia però in giù, i due si agganciano, in vantaggio Alvin, Alcatraz che prova a tornare, Alcatraz che va su Alvin, Alcatraz che sul palo stampa Alvin dei Daltri per il terzo Adrenaline Go avanti ad Attestato Fari e Aloha Giti. 2-2-2 il totale, il successo per Alcatraz, l'allieva di Gennaro Casillo, i colori della scuderia Spallina, il successo per la 4 anni da Ganymede che segue da vicino Alvin dei Daltri e proprio nei pressi del palo riesce a trovare la pedalata giusta per venire a giustiziarlo. Per il terzo ad alta quota Adrenaline Go, il successo allora per Alcatraz.